Il titolo è un quesito: Mamma, conosci l'italiano? È il percorso di lingua ed educazione civica rivolto alle mamme straniere i cui figli frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo Félicente a Treviso. Andrea Rossini. Queste mamme provengono dai paesi più diversi, ma hanno in comune una cosa importante. I loro bambini frequentano la stessa scuola a Treviso, nel quartiere San Zeno, dove in alcune classi la percentuale di bambini stranieri arriva al 40%. La didattica non ne risente, i bambini sono in maggioranza nati e cresciuti in Italia, considerano questo il loro paese, hanno semplicemente la fortuna di parlare una lingua in più. Per le mamme però è più difficile. Una delle difficoltà che incontriamo noi come molte altre scuole è quella di interfacciarci con mamme che parlano poco l'italiano o a volte non lo parlano per nulla, quindi anche la semplice comunicazione di dettagli minimali della vita quotidiana dei ragazzi a scuola diventa un'impresa veramente importante. Per favorire il dialogo con la scuola, il Centro della Famiglia di Treviso, le ACLI e il Comprensivo Félicente hanno così deciso di avviare un percorso di italiano e educazione civica rivolto alle mamme straniere. La lingua come strumento per permettere un maggiore confronto, un maggiore dialogo e anche, perché no, per capire meglio come funziona la scuola. Si andranno anche a leggere insieme delle circolari, a vedere il calendario scolastico come è strutturato. Le mamme, un anello fondamentale dell'integrazione, hanno risposto con entusiasmo. La prima va in quinta elementare, la seconda va prima media, prima elementare. Si parlano molto bene. Sono nati in Italia? Tutti e tre.